Ma mese diverso tempo, posso parlare dialetto, vero? Va bene, vuole, nessun problema. Direi che da tanto tempo partecipo alle mostre e più le faccio e più vorrei farne, perché è una soddisfazione mia e anche perché mi piace farlo, insomma. Come sono organizzate va benissimo, ed è quello anche uno dei motivi che si partecipa, la grande organizzazione che ci vuole, che se non ci fosse per noi portare a destra e a sinistra, ognuno dovrebbe avere la macchina, invece si ha la possibilità di portare la merce qui e Franco fa tutto quello che serve. Lei si occupa del ferro, giusto? Sì, io lavoro il ferro, faccio sculture anche in argilla, incisioni su lastra d'argento e anche su acquaforte. E questo da quanti anni? Se si può dire, eh? No, io ho iniziato a lavorare nel 50, avevo 16 anni. Sono entrato nell'officina del maestro Tony Benetton come allievo fabbro, garzone fabbro sono stato assunto. Ho fatto tutta la scala e un giorno il maestro mi ha dato un incarico particolare di lavorare assieme a lui, perché non era facile, ero appena entrato, insomma. Poi un colpo di telefono l'ha chiamato, lui aveva iniziato di fare il disegno e per mia fortuna era un disegno che avevo visto mia mamma ricamatrice, l'ornato famoso. Per cui mi ha lasciato lì, io mi sono stancato e sono andato avanti. E questo è il primo gradino gratuito che mi arriva. Il giorno dopo, quando è arrivato il maestro, ho detto: chi sei venuto qua a fare? Ho fatto io. Beh, allora vai avanti. E sono avanti diverso tempo. Dopo il periodo militare sono tornato con una mente diversa. Da Treviso, Milano, la differenza. Allora dal ferro battuto sono passati i serramenti del fratello del Benetton. E là sono stato un poco di tempo e ho fatto le varie progettista del serramento e dopo l'ultimo era progettista dei rulli. Però ho cambiato perché non sono che resto tanto tempo su un posto. Ho lavorato per le ditte per carpenteria pesante, per impianti di petrolio che dovevo andare in Venezuela, ma mi sono sposato e ora non sono andato. Giustamente. E dopo, in un periodo, mi sono arrivato nel 66, all'inizio del 66, 64, non ricordo preciso. Mi venne l'occasione, come che ha accennato prima Fonso, dell'obelisco. Facevo qualcosa a caso con degli amici che avevano una piccola forgia. Ho detto: guarda che è un'occasione della ditta che ha preso il lavoro della moschea di Omar di Gerusalemme di fare tutta la cupola, ma non c'è chi fa l'obelisco che è alto 3,5 metri, ci sono dei lavori, delle coste da fare così. Beh, ma noi non lo facciamo perché per questioni di amministrazione, che bisogna fare un'amministrazione particolare. Beh, ho detto, io lo voglio fare. Ho preso la decisione, ho trovato chi mi ha dato una mano e ora ho la soddisfazione che anche per la RAI vedo il mio lavoro fatto a Gerusalemme e lo posso dire, lo dimostro con documenti e tutto. Bravissimo. Poi ho avuto altre occasioni, per esempio ho lavorato per le chiese, arredamento, ho fatto per gli stand sportivi e per le chiese, alla chiesa di San Lazzaro di Treviso, ho ideato, disegnato e seguito l'ostensorio, bellissimo ostensorio, e sono stato responsabile di tutta l'esecuzione. Ho dovuto andare in curia, spiegare ciò che avevo disegnato, perché vuol dire qualcosa.
gliel'ho spiegato, mi hanno dato l'ok. E alla fine lì ho avuto, diciamo, una soddisfazione così parlando, però si sono dimenticati di mettere nel pieghevole il mio nome, per cui quando mi hanno chiesto per altre cose ho detto no, prima il pieghevole, poi il lavoro. Il resto continuo con le mostre, perché se mi mancano le mostre divento vecchio. Giusto. Bene. La ringrazio. Grazie a voi, grazie, grazie.